A sottolineare lo storico, stretto rapporto esistente tra gli artisti che calcano i palcoscenici dei nostri teatri e l'artigianato, quello rappresentato da scenografi, costumisti, acconciatori, truccatori, falegnami e tecnici di luci e suono, è da 25 anni il Premio Faber, promosso da Confartigianato Vicenza. È abbinato al Festival Nazionale Maschera d'Oro, organizzato dalla Federazione Teatro Amatori del Veneto e, grazie alla collaborazione con il Comune di Vicenza, dà modo alla compagnia vincitrice di esibirsi al Teatro Olimpico Gioiello Palladiano. Riconoscimento che quest'anno è andato alla compagnia trevigiana Soggetti Smarriti, che nella circostanza ha presentato Tramonto di Renato Simoni per la regia di Franco De Maestri. A ritirare il Faber dalle mani del presidente di Confartigianato Buonomo, tra gli scroscianti applausi del pubblico, è stata l'attrice e presidente della compagnia Soggetti Smarriti, Maria Rosa Vittoria Maniscalco.